Per me Tito, o il professore come affettuosamente lo chiamavo, è stato ed è un grande amico. Ebbi la fortuna di conoscerlo 15 anni fa, anzi devo dire che fu lui a contattarmi e la considero ancora davvero uno dei momenti più fortunati della mia vita, perché poi gli anni che abbiamo vissuto insieme sono stati pieni di grande divertimento, di simpatia, di amicizia vera. Ma soprattutto per me sono stati anni di grande apprendimento, di una crescita costante e continua. Lui mi chiamò, io ero un collaboratore del Corriere del Veneto, a proposito della Villa Contarini, per farmi alcune riflessioni rispetto a quello che malamente avevo scritto, e lui con generosità, con la solita intelligenza, mi aveva consentito all'epoca di instradare il mio lavoro in un certo modo. E da lì nacque col professore, con Tito, un rapporto di amicizia, di affetto che si è mantenuto e che è cresciuto negli anni fino a diventare davvero un rapporto così speciale. Avevamo, io e lui, una differenza di età estremamente, diciamo così, marcata, come è evidente, ma questo non è mai stato un problema, anzi è stato proprio grazie al professore che mi sono reso conto di quanto fosse importante e quanto sia importante questo rapporto tra generazioni, quanto possa essere fruttuoso. Tito è sempre stato attento, aveva una sete di conoscenza e di contatto con i più giovani che era davvero impressionante, ma che credo che poi fosse alla fine la fonte della sua costante voglia di vivere, di scoprire, di conoscere. Devo dire che molto spesso spiazzava anche me quando nelle nostre telefonate mi parlava di argomenti che io stesso non conoscevo, o argomenti magari propri di generazioni anche prime della mia, anche più giovani della mia. Lui amava moltissimo, peraltro, i giovani musicisti, dava loro fiducia. Quanti concerti abbiamo ascoltato grazie al professore a Villa Contarini, ma non solo. Questo rapporto di grande fiducia nei giovani da un lato e dall'altro questa voglia invece di abbeverarsi delle loro conoscenze senza pregiudizi, una continua scoperta e una continua fiducia. Ci sentivamo quasi quotidianamente, era un appuntamento costante che attendevo, delle telefonate anche brevi in cui ci scambiavamo qualche opinione sulle cose del giorno, sulle questioni, poi magari si parlava anche dei nostri stati d'animo e si rideva, ecco, perché questo poi succedeva spesso col professore, che era una persona di grande ironia, di grande simpatia. E l'ultimo periodo è stato proprio quello della pandemia, perché Tito è riuscito a vivere, a cogliere i primi momenti, forse quelli davvero più drammatici, però ricordo che anche in quel periodo, anche in quel tempo, le sue parole erano parole di grande fiducia e di ottimismo e di illuminismo, non solo per il genere umano, ma anche proprio di fiducia nella medicina, nella scienza, che lui poi negli anni aveva sempre seguito ed era stato un faro per la sua vita. E quanto aveva ragione, perché già all'inizio della pandemia Tito esprimeva parole di grande fiducia rispetto per esempio al vaccino, quando ancora tutti erano presi dalla disperazione, dalla rincorsa ad un virus che sembrava non lasciare speranze. Nella vita bisogna essere simpatici soprattutto e gentili, due caratteristiche che lo avevano aiutato molto nella sua carriera da professore universitario e da medico. Una simpatia intesa nel senso profondo della parola, cioè quella proprio di provare compassione, vicinanza, comprensione della persona con la quale si ha a che fare. E a me questo di Tito aveva sempre straordinariamente colpito, al di là ovviamente di quelli che erano i suoi altri grandi aspetti, in primis forse la curiosità. Il professore è stato una persona così straordinariamente curiosa delle cose della vita, che è stato un insegnamento e una forza davvero costanti. Una curiosità che non si limitava alle piccole cose, alle facezie, una curiosità profonda, una voglia di conoscenza, di apprendimento che non smetteva mai. Questo è un insegnamento davvero eccezionale e straordinario. E poi forse un'ultimissima cosa, attingendo a uno dei libri che lui citava spesso, cioè L'Elogio della follia di Erasmo da Rotterdam. Ecco, questo pizzico di follia che forse lo aiutava a
superare le barriere, ad andare oltre le cose, a riuscire a toccare davvero l'animo profondo delle persone e appunto dei fatti che lui attraversava.